troviamo a Forte San Procolo, un forte austro-ungarico del 1840-41, progettato da Franz von Scholl e continuato e realizzato poi dal maggiore von Lavati. Ci troviamo nel quartiere dei navigatori, a ridosso di quello che è la cortina muraria della cinta magistrale. La struttura è stata pensata come supporto a quello che poteva essere un punto debole nella cinta magistrale, appunto del fronte bastionato di San Procolo e Spagna, che era difficile da gestire dal punto di vista della difesa e poteva essere un facile punto d'accesso per un eventuale assedio da parte del nemico, che all'epoca naturalmente era il Regno d'Italia. Siamo in una struttura completamente staccata dalla cinta magistrale, un poligono a 7 lati di forma irregolare, che dalle bastionature in terra permetteva di difendere a 360 gradi appunto l'orizzonte. Le opere vengono costruite in 2 tempi separati, prima tutta la parte del vallo e dei terrapieni nel 1840, come si può vedere dalla targa che è apposta sull'ingresso, e poi nell'841 invece tutta la parte del ridotto. Troviamo appunto in quello che era il vallo. Quella che vedete alle vostre spalle è una casamatta che serviva a difendere quello che è l'ingresso del forte. Il portale d'accesso a una poterna porta sul piazzale del forte. Alle mie spalle trovate una delle caponiere, cioè una struttura avanzata sul profilo della fortificazione. Questa struttura è una sorta di orecchione che va in aggetto rispetto al terrapieno e a questo muro di controterra. Comunque stando nel vallo asciutto, perché in tanti pensano che magari i valli potessero essere bagnati, però è una situazione che non si trova tanto spesso, soprattutto a Verona. In chiave di volta sul portale potete vedere il numero 11 che segnalava il numero dell'opera. Questo era il canale principale d'accesso al forte. Una volta sbucati dalla poterna si accede a quello che è il piazzale, anche questo difeso sempre da fucilieri. Sopra di noi si trova quello che è il terrapieno che all'epoca era attrezzato con postazioni in barbetta, cioè postazioni d'artiglieria a cielo aperto, che serviva appunto a tenere sott'occhio a 360 gradi quello che era l'orizzonte. Qui possiamo vedere il muro della traversa, ci sono tutta una serie di feritoie che dopo possiamo vedere dall'interno. Particolare interesse sono le finiture di quest'opera, quali per esempio il muro in conci di pietra galina di Avesa ad opus poligonale. Ci troviamo adesso in quello che è la traversa che abbiamo visto entrando sulla destra, prima dall'ingresso principale. Un altro ambiente molto interessante, soprattutto per la presenza di queste aperture che probabilmente in origine servivano come camini. Infatti qui troviamo un foro che era l'alloggiamento, diciamo, della stufa. Al di sopra della traversa ci sono ancora i camini. Anche questi locali servivano per la difesa e infatti sulle murature possiamo trovare quelle che erano le postazioni di feritoie. Qui per esempio ce ne sono 4 con la finestra superiore sempre per il discorso del ricircolo dell'aria. Ovviamente in epoca militare è stato riutilizzato in altro modo e la coloritura, diciamo, lo testimonia, però in origine comunque la muratura si trovava sempre in pietra viva e mattoni a vista. Da qua adesso si arriva a quello che è la polveriera. Da notare il fatto che c'è un rialzo sul pavimento e anche un cambio della finitura del pavimento. Di qua avevamo ciotoli e pietra, in questo caso abbiamo mattone, tra l'altro messo giù a spina di pesce, perché anche questo permetteva di isolare quello che erano le polveri dall'umidità e soprattutto evitava il generarsi di scintille, che in una polveriera non è proprio cosa gradita. Entrando troviamo il pavimento originale in legno e anche tutta la stanza è stata pensata per essere isolata termicamente e anche dall'umidità. Parte delle murature sono state eliminate, però lo possiamo vedere su quel lato lì dove ci sono i tagli laterali e si vede l'aggancio delle murature che praticamente realizzavano una camera d'aria lungo tutto il perimetro della stanza e al di sopra probabilmente una copertura in legno, sempre per tenere appunto le polveri all'asciutto.
Qui siamo all'interno della prima traversa che abbiamo visto all'ingresso e questo è il collegamento che porta al vallo e alla caponiera a ridosso dell'ingresso. Le postazioni che abbiamo visto dall'esterno le vediamo dall'interno come sono ordinate, con 2 postazioni per ogni nicchia. Ovviamente le nicchie, essendo ricavate nel muro, necessitavano di una struttura a protezione, quindi è stato approntato un arco e a ridosso del muro, vedete quel buco, è quello che da fuori vedevamo sopra le feritoie quadrato, sempre per il ricircolo dell'aria. Ci troviamo adesso in quello che è il cortile del forte. Dietro di me si trova il ridotto centrale, che è una struttura poligonale, pianta quadrangolare, con ai vertici 4 caponiere che servivano 2 per quello che era la difesa del ridotto, oltre al corridoio per i fucilieri che cinge praticamente tutto il ridotto, e 2 invece servivano per i servizi. Qui possiamo vedere la traversa che abbiamo visto prima, ordinata con feritoie per fucilieri e quindi per il tiro ravvicinato. Tutte le strutture come questa erano pensate per una difesa continua, cioè il nemico riusciva ad arrivare, ipotesi, a prendere il lato esterno. I soldati potevano ritirarsi in tutte le strutture interne. L'idea era quella appunto di poter aspettare l'eventuale arrivo di rinforzi continuando a difendersi. Le traverse sono 4 e dividono in altrettanti segmenti il piazzale. Il ridotto è distribuito su 2 livelli, separati da un pagliolato in legno, e la parte superiore invece con il soffitto a volta. Qui siamo davanti all'ingresso del ridotto centrale. Interessante è la cura nei dettagli appunto che viene portato avanti dai ingegneri austriaci. Qui in originario si trovava il ponte levatoio e qua sotto tuttora si trova il fossato a protezione dell'ingresso. Rimangono ancora tutto quello che erano i servizi, diciamo, del ponte levatoio, quindi questo taglio nel muro è la feritoia per la catenaria, ci sono 2 carrucole che sono ancora presenti e il sistema di contrappesi, che sono queste lastre che con il peso, scendendo fino a questa quota, comunque dava la possibilità di una sorta di protezione in più. Poi il portale dell'ingresso, che è originale, in legno con una corazza in metallo, sempre per la questione della difesa continua, feritoie anche all'interno e anche dietro al portale. Sono queste 2. A queste si accede dalla galleria di cui vi ho parlato prima, galleria per fucilieri che gira tutto attorno al ridotto. Siamo all'interno del cortile del ridotto, qui si affacciano le stanze, diciamo, del forte. Primo particolare da notare è come le finestre, che in origine erano presenti su tutti i lati, sono state trasformate dagli italiani in porte finestre per far entrare molta più luce. Come possiamo vedere è strutturato su 2 livelli. Il cortile è pavimentato a ciotolo di fiume molto fino. Alle vostre spalle potete vedere quello che resta di quello che era in origine il pozzo, e al centro invece un pozzetto di raccolta delle acque che dopo portava nel fossato del ponte levatoio. Siamo all'interno delle camerate, nel ridotto centrale. Possiamo vedere che gli elementi originali anche qui non mancano. Elemento fondamentale, diciamo, che diversifica questo forte da tutti gli altri è che per risolvere il problema della forma, uno dei sostegni, oltre ovviamente ai modiglioni all'interno del muro, è un sistema di 4 pilastri in ghisa che serve a tenere su il pavimento del piano superiore. Poi salendo troviamo un locale che è diversificato da quello sotto per la presenza della volta. Qua possiamo vedere però il fatto che le finestre sono state tutte sbrecciate. Infatti, mentre la muratura in questa parte qui è in mattoni e si vede il mattone ben in vista, qua sotto invece vediamo che c'è la pietra che è stata mangiata per allargare la finestra. Come vediamo il pavimento è originale, infatti porta anche i segni dell'usura del tempo, però da notare com'è perfetto e resiste ancora dopo 160 anni di vita, insomma.
sotto c'è l'ingresso, quindi hanno dovuto fare questo rialzo per compensare il fatto che la volta veniva in su. Questa è una finestra originale. Molto interessante è il tipo di disegno che ha la grata, che invece di essere tubolare tondo sono dei tubolari a pianta quadrata e messi a rombo. Qui ci troviamo nel locale delle cucine. Questa è una delle due caponiere che servivano per i servizi, cioè quella dei bagni che era dall'altro lato e questa invece serviva per le cucine. Sia questa che quella dei bagni avevano una semplicissima funzione di servizio. Quelle che erano adattate alla difesa erano le due opposte. Ad oggi il Comune di Verona ha stilato un progetto di valorizzazione del forte con il preciso intento di riappropriarsi di un bene che comunque fa parte della collettività. Noi come associazione speriamo che comunque venga aperto il più presto possibile alla cittadinanza e che possa essere fruibile da parte di tutti. È un bene di un'importanza veramente immensa e merita di essere vissuto e goduto da tutti. Il nostro auspicio è quello di questo iter, diciamo, si concluda il più presto possibile perché tutti possano goderlo.